Ciao a tutti ed eccoci a presentarvi il primo video del nostro viaggio estivo in Islanda, naturalmente vissuto in moto. A Reykjavik arriviamo in tarda nottata, entriamo in possesso della camera tramite self check-in e ci buttiamo letteralmente sul letto. Qualche ora dopo, senza far colazione, ci dirigiamo sul luogo del ritiro della moto, indossiamo le tute, fissiamo i bauli e partiamo. Come prima sosta, rifornimento per la moto e per noi. La prima giornata di viaggio in moto è stata pessima. Abbiamo scoperto che le allerte meteo in Islanda sono da considerare affidabili al 100%. Il vento forte, superiore ai 70 km/h, pioggia e freddo ci fanno compagnia per tutta la giornata. Con queste condizioni meteo si salta per intero la prima giornata di viaggio e guidare è stato veramente difficoltoso. La seconda giornata sembra iniziare bene e visto che dobbiamo percorrere pochi chilometri, decidiamo di recuperare le due tappe fondamentali del nostro tour islandese. Puntiamo la moto verso Geysir e Gullfoss. Arrivati al Gullfoss, il colpo d'occhio è incredibile. È la prima volta che osserviamo e sentiamo una cascata così grande. La seconda tappa di recupero è molto vicina a Gullfoss. Dopo pochi chilometri raggiungiamo Geysir. Il vero protagonista di questa zona termale non è Geysir, ma Strokkur. Come vedete dalle foto, lo spettacolo è garantito. Mentre ci godiamo lo spettacolo di Strokkur, la pioggia ci sorprende nuovamente e decidiamo di ripararci nel ristorante bar vicino. Riprendiamo la moto e sotto la pioggia raggiungiamo altre due cascate. La prima ha un nome completamente impronunciabile, ma la sua caratteristica è quella di poter passeggiare dietro di essa. La seconda cascata è Skogafoss. Questa cascata è possibile visitarla sia dalla parte inferiore che sulla sommità, percorrendo il piccolo sentiero presente sulla sua destra. Riprendiamo la moto e con gli occhi pieni di stupore e le orecchie piene di rumore
ci dirigiamo alla spiaggia nera, che si trova nelle vicinanze di Vic. Il meteo, come sempre, non ci assiste e senza toglierci neanche il casco andiamo a vedere questo bellissimo posto, ma da noi vissuto male. Pazienza. Abbiamo capito che è l'Islanda che decide cosa farti visitare. Eccoci al terzo giorno e finalmente spunta il sole. Dopo colazione, fatta presso l'ostello di Vic, che noi sconsigliamo, prendiamo la moto e con il sorriso iniziamo questa nuova giornata. Ci fermiamo spesso a fotografare paesaggi da noi mai visti, tocchiamo con mano la natura incontaminata. Le cascate che incrociamo lungo la strada sono tantissime, impossibile fermarsi su tutte. Il nostro vero obiettivo di oggi sono gli acciai e gli iceberg di Yokur Saloon e la mitica Diamond Beach.
Siamo al quarto giorno, oggi faremo molti più chilometri del solito, in più guideremo su qualche strada sterrata, poco impegnativa. La prima si trova subito dopo Hof e costeggia il mare con una vista sui ghiacciai visti il giorno prima. Paesaggio come vedete incantevole e guidare la propria moto in questo angolo di mondo è veramente favoloso. Dopo aver fatto le riprese con il drone e fatto alcune decine di foto, accendiamo la moto
Ci fermiamo per far volare il drone su un faro e su un torrente che si ritrova alla fine della strada sterrata 95. La notte la passeremo in questo mini appartamento, tutto in legno, con vista lago. Il quinto giorno salutiamo la simpatica signora che gestisce l'appartamento e imbocchiamo la Ring Road e successivamente la 93.
è la strada percorsa da tutti i turisti che giungono via nave in Islanda. Noi ci andiamo per visitare la vallata, che dalla foto promette molto bene, e per far volare il nostro drone su una cascata che si trova lungo la via. Pick apart your every word, push it down like I'm unconcerned. I've been damaged and it shows. Wonder, can you tell? Wait until you finally call my bluff. Counting down the days till you realize I'll never be enough. Made myself a mess again. Facciamo un rapido passaggio sul Canyon Moira per poi fermarci allo Stoagil Canyon, veramente incantevole. Questo posto si raggiunge dopo aver percorso una lunga strada sterrata, poco impegnativa. Qui consumiamo il nostro pranzo al sacco e dopo la visita riprendiamo la moto. Dopo la visita riprendiamo la moto e andiamo a vedere un luogo molto turistico
che merita sicuramente di essere visto. La cascata di Dettifoss. Dopo pochi chilometri percorsi in un paesaggio a tratti lunare, ci fermiamo poco prima del lago Miftan, sulla zona geotermale di Hevir. L'odore, a tratti fastidioso, e la miriade di mosche presenti non ci fanno godere appieno di questo posto. Infatti, non ci togliamo neanche il casco e dopo una breve visita riaccendiamo la moto. Il luogo successivo che vediamo è il cratere che leggete qui sotto. Decidiamo di non salire sulla sua sommità. Ultima tappa di oggi si trova sempre sul lago Mivta ed è una zona ricca di piccoli crateri dove è possibile camminare sopra di essi.
La giornata è stata lunga e Alcureri ci ospiterà per 3 notti e per 2 giorni non useremo la moto. Abbiamo delle esperienze uniche che vivremo sia in barca che su un piccolo SUV 4x4 per visitare il mitico vulcano di Aschia. Grazie per aver visto questo video e se vi è piaciuto mettete un like e iscrivetevi al canale. Ciao, ci vediamo al prossimo video.